Si è svolta stamani presso il CUPA di Agrigento la giornata conclusiva del corso dedicata alla legge a tutela delle vittime di violenza domestica, organizzata dalla Polizia di Stato di Agrigento. Ha portato i saluti il questore di Agrigento, quindi gli interventi di Gallo Carrà Antonella, sociologa Centro Violenza Telefono Aiuto, di Salvatore Cardinale, presidente medico della Corte d'Appello di Caltanissetta, di Salvatore Vella, procuratore della Repubblica di Agrigento, di Nadia Lumia, ispettore superiore della Polizia di Stato, di Maria Cristina Passadante, psicologa, quindi la Lezio Magistralis del professore Nicola Malizia, docente di scienze criminologiche all'Università Core di Enna. È importante per le forze dell'ordine perché spesso siamo i primi intercettori di questo tipo di situazioni, quando interveniamo per quello che viene descritta magari per una lite in famiglia, oppure arriviamo in ospedale perché ci viene segnalata una persona che arriva con ferite, spesso delle donne, e allora bisogna saper trattare con questi casi, perché non è un caso qualunque, bisogna avere tatto, capacità empatica, psicologica, la capacità di differenziare tra le cose vere e le cose legate alla conflittualità del momento. Tra l'altro interessa tutte le forze dell'ordine, visto che ci sono vari corpi. Certo, interessa tutti noi, perché interessa tutti coloro che fanno questa attività, quindi non solo la Polizia di Stato, e per questo infatti abbiamo allargato anche ai colleghi dell'Arma e delle altre forze di polizia. Questo approfondimento è importante perché spesso si celano degli indizi nascosti e che ci vuole insomma un po' di abilità nello scoprirli, no? Ma al di là di tutto sì, bisogna capire nel primo acchitto, nella situazione anche intrafamiliare, e bisogna saper ascoltare le persone, ripeto ascoltare, piuttosto che farlo male, ascoltare, per capire quanto ci sia di vero e quanto di legato all'emotività del momento. Ecco, un dato statistico, se ce lo può fornire, nella nostra provincia è in aumento, in diminuzione, insomma, le denunce almeno su questo argomento? Guardi, io a queste statistiche credo poco per un motivo semplice, perché fino a qualche tempo fa questo tipo di cose non venivano perseguite. Quindi le statistiche sono in aumento, ma se sono in aumento perché aumentano i fatti, oppure, come penso io, se sono in aumento perché aumenta la fiducia delle persone e la capacità di intercettare queste situazioni da parte nostra, nessuno potrà rispondere. I casi di violenza di genere sono certamente in aumento, sicché richiedono negli operatori e nella comunità una maggiore conoscenza sia sul fenomeno sia sulle cause che possono dar luogo a questo fenomeno. Ecco perché in questo corso si è cercato di affrontare tanti temi, tante tematiche, tutte tuttavia connesse appunto al contrasto al fenomeno della violenza di genere. Le forze dell'ordine in generale sono in prima linea nel combattere il fenomeno della violenza di genere, ma ancora di più della violenza domestica, che a differenza diciamo che è più molto spesso nascosta, celata all'interno delle mura domestiche, per cui questo corso di aggiornamento vuole essere finalizzato all'acquisizione di maggiori conoscenze non solo di criminologia ma anche di criminodinamica e vittimologia, per cui ecco, ritengo che questo sia un comparto molto importante per le forze dell'ordine perché contribuisce al loro aggiornamento. Purtroppo è un fenomeno che diciamo sempre in aumento, no? Come mai? È un fenomeno in aumento e stiamo arrivando quasi in Italia dal 2000 al 2023, l'ultimo conteggio fatto fino a ieri pomeriggio conta circa 4.000 vittime, quindi ci sono 4.000 donne uccise, siamo nell'ambito del femminicidio, e 4.000 autori, 4.000 assassini che hanno cancellato non solo le donne ma anche le famiglie, i figli, tant'è che il numero di orfani di femminicidio è elevatissimo in Italia.
l'approccio dell'operatore sociale, dell'operatore delle forze dell'ordine è cambiato, non è più la donna vittima di reato ma anche la donna fragile, la persona, quindi bisognosa di tante cure, e quindi siamo qua proprio stamattina per fare la somma di tutte le attività che vengono fatte a favore delle donne vittime di violenza.